Amici bellini, sono in fase ultra proprio, cioè vorrei stare proprio allo stadio, vorrei andare in trasferta. Queste partite, altro che alla figata. Spalletti ha detto, queste sono le partite speciali, i Dream Matches. Belle pronunce. Cominciamo. Allora, amici miei, amiche mie e tutti quanti, un po' di parole di Spalletti. Siamo finalmente in vigilia, abbiamo dei dubbi che non sono stati risolti dalle domande, così uno Spalletti molto, non so se è concentrato, teso, un po' scocciato, non lo so, non ho visto una persona eccessivamente sorridente e allegra, ecco, diciamo, non l'ho visto allegro, però probabilmente sente la partita, non vuole fare brutta figura come me. E quindi benvenuto Nicolò Leva o Ieva, a seconda se la L, iscrivetevi al canale, perché qua facciamo un pochino di analisi logica anche di certe frasi e poi analisi tattica, le reaction e tutte le cose belline che trovate su questa cosa qua. Stasera ci sarà anche la live su Caffè Napoli TV che vi invito a non perdere, perché facciamo analisi dei numeri, analizzeremo un pochino quella che è la situazione che è stata con l'Inter e voi lasciate dei like spagnoli, come si dice? Me gusta. Lasciate un me gusta per questa conferenza. Ha parlato un pochino Fabian, ma veramente lì che vi devo, non solo le domande sono quelle che sono, ma anche le risposte di un calciatore che parla in calcese e non ci aspettavamo altro. Quanto vale per voi l'Europa League, eccetera, dominare il centrocampo? C'è stata una domanda che secondo me era interessante, ma Fabian non si sbottona. Ora non so se per una questione sua oppure perché hanno proprio le risposte con lo stampino. Quando giochi con Lobotka, quando giochi con chissà, è bella la domanda, perché devi fare più regia, magari con Lobotka puoi andare più avanti, con Anghissà devi stare tu più indietro a cominciare l'azione. Non cambia niente e non ci dimentichiamo di Demme. Insomma, sembra alle volte che hanno proprio le risposte standard e vabbè, non fa niente. Però è bello che dica non ci dimentichiamo di Demme. È sempre bello quando ti accostano a squadre spagnole, ma ho un altro anno di contratto e sono concentrato per questa partita, le solite cose, finché non li dobbiamo salutare. Il possesso palla o aspettare? Questa è anche una domanda interessante, l'ottima Claudia. E non cambiamo stilo. Questa la risposta ce la dà Fabian, che non dobbiamo cambiare stilo, nel senso che il problema è che non ci metteremo sicuramente a fare le barricate né a mettere nessun tipo di pullman, perché non ne abbiamo le caratteristiche. Questa è la cosa che dobbiamo capire. Non è che il Napoli non lo fa per presunzione oppure perché si sente più forte, che poi è la stessa cosa della presunzione, è perché non abbiamo alternativa, ragazzi, perché se noi non abbiamo il panino del gioco soffriamo troppo. E quindi quando noi parliamo di un'ottima difesa, è un'ottima difesa perché il Napoli sceglie di tenere il possesso palla e rischia poco. Se noi ci mettiamo lì ad aspettare qualsiasi avversario, rischiamo, perché Spalletti ce l'ha spiegato bene, che non abbiamo quelle caratteristiche di rabbia, di furia, anche fisiche, insomma, per fare le barricate. E quindi, però, dice Fabian, con la palla siamo più forti, e va bene. Può significare siamo più forti di loro o siamo più forti noi con la palla rispetto a senza la palla, e secondo me è la seconda. Dopodiché si passa a Spalletti. Cuore o cervello, ci vogliono più cose, ed è chiaro che non basta semplicemente metterci il cuore, perché se poi non hai tecnica il gol non lo fai, e se ci metti solamente tecnica ma poi ti scontri contro una squadra che magari ti attacca, ti viene a prendere e non ci metti quella forza anche mentale, quella forza proprio sul pezzo, le famose seconde palle di cui spesso ci parla Spalletti, è chiaro che non ce la puoi fare. E quindi dobbiamo però essere sempre il Napoli, cioè dimostrare le nostre qualità. Ritorna questo discorso della qualità, ragazzi, perché questo è fondamentalmente il difetto del Napoli di quest'anno. Molto bravi di fioretto, se poi si deve prendere la sciabola, la mazza, chiodata, eccetera eccetera, possiamo andare in difficoltà. Sarà una partita bella da vedere proprio per questo, perché sono due squadre che a quanto pare, io l'ho visto poco il Barcellona, quindi mi affido alle parole di Moschella nell'intervista che abbiamo fatto ieri,
due squadre che vogliono giocare a pallone, e quindi vediamo chi avrà più il pallone, vediamo chi avrà più oltretutto siamo a casa loro, quindi non sarà facile. Si diventa grandi vincendo le partite in tutte le competizioni, e questo io lo prendo, lo copio e lo incollo ogni qualvolta che un tifoso o un addetto ai lavori o un giornalista dice: snobbiamo l'Europa League, concentriamoci sul campionato, la Coppa Italia non ci interessa, concentriamoci sul campionato. E poi alla fine partiamo pure campionato e abbiamo nel frattempo snobbato tutte le competizioni. No, si cresce. Come si fa a vincere con l'Empoli e con lo Spezia e magari dare quel qualcosa in più contro l'Inter? Vincendo tutte le partite. È lì che crei quella mentalità e non hai quella sensazione, il tifoso ha la sensazione: ma vuoi vedere che abbiamo avuto paura? Vuoi vedere che Koulibaly ci ha detto proprio questo? Come si risolve questa cosa qui? O comprando dei giocatori che hanno vinto e quindi hanno la personalità di non sentirsi mai vinti, ecco. Oppure cominciando a vincere le partite in tutte le competizioni crei quella mentalità. E qui proprio è perfetto Spalletti. Se abbiamo velleità di arrivare fino in fondo e di dare una gioia ai nostri tifosi, il Barcellona vale un'altra, perché prima o poi le dovreste comunque incontrare tutte e quindi non c'è dubbio. Dobbiamo fare la partita, sfruttare anche le ripartenze, perché è chiaro che nel momento in cui il Napoli non potrà pensare di avere un possesso palla infinito e totalitario, saranno momenti in cui il possesso palla ce l'avranno loro. Dobbiamo essere bravi noi a questo punto nel recupero palla e anche fare qualche pallata, sempre che, e qua io già passerei con un ambra bam alla questione campo, perché io sulla questione campo ho questi 3 dubbi e non mi sento in grado di risolverli, ragazzi. Non li risolvo se non aspettiamo domani al fischio d'inizio. Perché questi 3 dubbi, uno è meno dubbio di altri, ma gli altri 2 restano e mo ve lo spiego. Abbiamo tutto per essere il Napoli, gli chiedono dell'assenza di Lozano, ovviamente, e è chiaro, il Napoli deve avere, ribadisce questa storia, abbiamo tutto, l'abbiamo sentita altre volte, a volte è andata bene, a volte non è andata bene, però è chiaro, non dobbiamo dipendere su un calciatore, non c'è dubbio. Poi gli si fa la domanda Mertens o Osimhen insieme e Spalletti la rigira, dice: ma dobbiamo pensare anche a Petagna. Noi quando abbiamo creato la squadra abbiamo pensato a tutti i giocatori che possono tutti giocare con tutti, quindi essere tutti miscelabili in qualsiasi formazione, in qualsiasi accoppiamento, ecco. E lui ci ricorda anche Petagna che può giocare sia con Osi che con Mertens, e non c'è dubbio. Però Luciano, a parte che non è che tu sei arrivato e hai fatto mercato e hai scelto comprami questo giocatore che gioca bene, sono quelli che hai già trovato e che ti sono rimasti. Hai pensato e hai deciso che possono essere tutti, ed è vero che possono tutti complementarsi, siamo d'accordo, ma insiste con questa cosa: dobbiamo pensare ai 95 minuti, dobbiamo pensare agli equilibri, e evidentemente quello che mi sta comunicando è che Mertens e Osimhen insieme li vedremo difficilmente, a meno che non sia un bleffone e domani andiamo proprio pesanti. Però vista la situazione di Osimhen col ginocchio gonfio, non credo, ma andiamo avanti per ordine. Sono partite speciali, abbiamo detto la figata, i dream match, se c'è non c'è dubbio, e poi ci dà dei chiarimenti sulla situazione di Osimhen. Non è un problema muscolare, ci dice, e questo già è importante. Si parla di gonfiore al ginocchio e ho scelto io di farlo riposare in via precauzionale. Ora, un gonfiore al ginocchio ti fa riposare, posso pensare che Osimhen voglia giocare anche se il ginocchio è tanto, questo non c'è dubbio sul ragazzo. Non so Spalletti come la vede questa storia, perché è una partita di andata, perché c'è il campionato e non dobbiamo dimenticare che siamo in corsa per il campionato, e quindi ecco perché io ce lo metto il primo dubbio di formazione con Mertens e Osimhen, anche per non far deprimere completamente Mertens, ma veramente il giocatore che è il top scorer del Napoli in una forma straordinaria lo vogliamo far marcire in panchina? Se tu non li vedi insieme e non riusciamo a farli convivere, potrebbe essere a questo punto c'hai un po' di gonfiore, comincia Mertens e poi ti metto dentro a partita dove gli altri magari l'avversario si è pure un pochino stancato. Questa potrebbe essere una delle possibilità che mi lasciano questo dubbio, però
credo che l'idea di poter fare la pallata, è chiaro che con Osimhen ce l'hai di più nel momento in cui vuoi sfruttare qualche ripartenza. Resto col dubbio, poi gli si chiede di Xavi. Xavi ha già sollevato il Barça rispetto a quella che era la situazione iniziale e già cominciano a dimostrare quello che era la mentalità di Xavi da giocatore, la mentalità del Barcellona in generale come società. Quella è una squadra che deve giocare bene al di là del risultato, veramente, proprio per mentalità societaria, e quindi Xavi già sta facendo questo tipo di percorso ed è impressionato Spalletti dal lavoro di Xavi, ovviamente. E noi non dobbiamo pensare al blasone, a questo stadio mitico, a chi ha giocato in questa squadra, eccetera eccetera, perché altrimenti rischiamo di avere quella situazione di essere intimoriti, eccetera eccetera. Noi dobbiamo avere una sola concentrazione sulla nostra qualità, su quello che abbiamo già dimostrato di poter saper fare in vari campi, anche in campo europeo, a volte alternate se vogliamo essere onesti, perché con lo Spartak non ci è andata sempre bene, però abbiamo fatto delle ottime cose con il Leicester, quindi il Napoli ha dimostrato di poterlo fare. Il primo tempo con l'Inter, altre partite dove ci siamo mostrati belli pronti a imporre il nostro gioco. Abbiamo probabilmente la partita più tosta che ci potesse capitare in Europa League, ma in generale la partita più tosta probabilmente del campionato, che è a casa loro, e poi ci sarà anche la trasferta del Barcellona a casa nostra, e ricordiamo che i gol in trasferta non valgono più doppio, quindi bisogna vincere, ragazzi, non si possono fare calcoli esagerati. Se pareggi poi ti devi giocare una vittoria a casa tua, va bene tutto. Io mi voglio divertire, io voglio vedere un Napoli gagliardo, ecco, gallardo ha detta la spagnuola, un Napoli gagliardo che magari si toglie uno sfizio, che gli mette paura, e chissà, che può essere pure che magari partita storta di Ter Stegen e succede un fatto e ne approfittiamo. Potrebbe anche essere. È chiaro che il Napoli per non prendere imbarcate deve fare comunque la partita perfetta. Non possiamo concederci distrazioni e pause. Lo conosciamo il valore dell'avversario. Ho sentito dire troppo spesso in questa settimana ma il Barcellona non è più quello di una volta. Abbiamo fatto lo stesso errore con l'Inter e poi ci siamo rimasti male eccessivamente. Un minuto di collera perché non siamo riusciti a vincere con l'Inter. Certo, un pareggio non mi dispiacerebbe contro il Barcellona. Voi cosa ne pensate? Ce la vediamo sicuramente domani. Ieri il City, vabbè, proprio 0-5, non c'è proprio dubbio. Io ho guardato invece Paris Saint-Germain Real Madrid e Mbappé ha dimostrato che è Mbappé e che non è né Osimhen né Vlahovic né Holland eccetera eccetera. Mbappé è già Mbappé, probabilmente è quello più avanti di quei prospetti che poi finirà probabilmente allo stesso Real Madrid, perché ha fatto la differenza da solo ad un certo punto. Quando la partita sembra finita e non l'hai sbloccata, un mini doppio passo, un passo, che è una finta così, sguscia in mezzo a due, il pallone finisce in mezzo alle gambe del portiere che aveva pure parato un rigore a Messi da New York. Valerio Fluido è tutto, ci guardiamo Liverpool-Inter per curiosità, per conoscenza, perché non dobbiamo essere troppo napolicentrici, però forza Napoli sempre. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.